ovvero a Roger. Buonasera Welcome. a tutti, buonasera benvenuto, Mao, benvenuto grazie. a Roberto. Grazie. Allora, finalmente sei qui, questa sera ci presenterai parte del tuo lavoro. Con che cosa vogliamo, che cosa ci vuoi fare intravedere Allora, della tua produzione? presenterò alcune tracce del mio disco, del disco che è uscito su Spotify l'anno scorso, ma anche una rivisitazione di altre canzoni con cui sono partito. Quindi, quindi ci sarà anche 6 in mezzo. Ci sarà anche 6, Ci sì, sarà che anche è il mio sei. album su È quello che ti Spotify. dico, 6 che non è soltanto il numero, anzi non è proprio scritto il numero, è scritto proprio 6 come essere. Sei, come diventa quello che sei, Oh, come un magari. invito, magari, Magari. non è facile. E allora senti, immagino che questo sarà un percorso per farci Un trovare percorso. noi stessi. Con Sì, che cosa ma cominciamo? magari. Come si dicesse, diciamo, qual è la prima tappa? Cominciamo da un brano che si intitola Quello che vedi. Quello che vedi, signore e signori, qui al salotto, Roger. Il mondo è bello, il mondo è brutto, è tutto intero, un po' distrutto. E forse un gatto, e forse un gatto, e forse un topo, e forse un topo, a volte è serio, a volte è un gioco. Il mondo è quello che vedi o non vedi, quello che vedi o non vedi. Ah, il mondo è quello che credi o non credi, quello che credi o non credi. E tu cosa vedi? E tu cosa credi? La crisi è falsa, la crisi è vera. È qui da poco o è qui da un'era. E nella testa, e nella testa, e parti o resta, e parti o resta, ma fa qualcosa, non stare in posa, no, se il mondo è quello che credi o non credi, quello che credi o non credi, ah, il mondo è quello che vedi o non vedi, quello che vedi o non vedi, ah, 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 quello che vedi e non credi, quello che vedi e non credi, ah, è quello che vedi e non credi, quello che credi e non vedi. E tu cosa vedi? E tu cosa credi? Io sento di cambiare orizzonti, liberare la mente, gettare le campane di vetro, riarredare il presente, perché tutto intorno non mi basta, c'è di più. Libera la mente, libera la mente, libera la mente, libera, tu libera, libera la mente, libera la mente, libera la mente. Sei più di quello che vedi, sei più di quello che credi, c'è più di quello che vedi, c'è più di quello che credi. Grazie. Roger, quello che vedi, Quello che vedi. Ma quello che vedi, diciamo, lo vedi sempre nello stesso modo? No, Cioè, si cambia a seconda della prospettiva. Sì, Io la l'ho scritto per questo, perché ognuno ha il suo punto di vista. No, lo dico, ma già con te stesso, ci sono delle giornate sempre dallo stesso punto di vista, con gli stessi occhi, le cose ti sembrano le stesse o a volte cambiano? No, cambiano sempre. Cambiano Infatti sempre. me lo dico ogni giorno, di andare oltre, quando dice gettare le campane di vetro, perché spesso siamo sopra queste campane, io per primo, per cui le mie canzoni sono un po'
dei promemoria. Delle analisi, delle Delle autoanalisi, delle che ti sei- psicanalisi. delle psicanalisi che ti sei fatta. Vabbè, hai speso sicuramente di meno se te le fai da sola che se Sì, vai dallo sì, no, psicanalista. infatti, Lì ti parte. risparmio. Risparmi un po' e poi è come dire, almeno ci sono delle canzoni, delle belle canzoni. La prossima tappa di questo percorso dove ci porta? Prossima tappa ci porta invece questa prima canzone, quello che vedi, faceva parte del mio progetto Il caso non esiste. Sì. E ho deciso di splittare in due questo intervento. La seconda parte è Coraggio, che è un altro brano che fa parte del precedente lavoro a 6. Sì. E questa canzone si intitola proprio Coraggio. Perché Coraggio, ci vuole coraggio. coraggio con le mani fredde a suonare questa canzone. Cercherò di arpeggiare. Ci vuole coraggio e questa è proprio quella che aspettavamo. Coraggio, signori e signori, ce l'abbiamo qui. Roger. Ci vuole coraggio a volere volare, guardare negli occhi le cause di un male, seguire l'intuito affrontando un problema, uscire dal panico, dal solito schema. Ci vuole coraggio ad amare qualcuno e a volte di amore restare a digiuno, che il tempo che abbiamo ti sembra scontato, ma quando l'hai perso rimpiangi il passato. Ci vuole coraggio ad andare lontano, sentirsi una stella o magari un gabbiano. In fondo è più facile stare nel fango, ripetere sempre il solito sbaglio. Non esiste via di mezzo, sei un altro, sei te stesso. Non esiste via di mezzo tra la tristezza e la felicità. La mia vita da che parte sta? Coraggio. Coraggio. Lo ammetto, fratello, io solo da poco ho tolto me stesso e le mani dal fuoco. Cercavo là fuori una consolazione, qualcuno che in fondo mi desse ragione, ma poi ho capito che il mondo è uno specchio di quello che sono, di quello che ho dentro. Nessun superuomo, nessun presidente, soltanto l'amore che cambia il presente. Che non esiste via di mezzo, sei un altro, sei te stesso. Non esiste via di mezzo tra lo sconforto e la felicità. Non esiste via di mezzo, vinci o perdi, scegli adesso. Non esiste via di mezzo tra la fiducia e le difficoltà. La mia vita, la tua vita, la mia vita da che parte sta? Coraggio. 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 Grazie. Grazie, grazie. Roger, questo era Coraggio. Coraggio. Questa è via di mezzo, diciamo, o meglio, uno rimpala, a me spesso dice ma chi sono qua, la specchio, Sì. a volte uno si confonde, sono io, sono lo specchio, insomma potrebbe succedere anche questo, ma in questo gioco diciamo di doppi e di equivoci, se mi posso permettere così di parafrasare quanto ascoltato fino adesso, questo era quello che era successo fino all'altro ieri. Invece adesso entriamo in quella che è la tua produzione più recente. Nella produzione recente, con il disco appunto che dicevi tu prima, che è 6. 6, che non è il numero, o forse Non è potrebbe un anche 6, essere il ma è numero. 6, però lo diceva già Coraggio, non sei un altro, sei te. Ce l'avevo già, Ce l'avevi ce l'avevo già, la Freud, c'era già. il percorso Freud lo stavo già prendendo. Lo stavi già prendendo, lo stavi E allora facciamo questo brano, che è il brano, diciamo, un brano up
del mio lavoro che si intitola La rivincita delle cicale. La rivincita, La rivincita delle cicale. delle cicale. Tu ti senti cicala o formica? Io guarda, mi sentirei veramente formica, ma poi sono una cicala sfrenata. Una via di mezzo, una cimica. Può essere che sono una cimica, Una cimica. o una formala. Sei mica una cimica? Forse sono una formala, vediamo. 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 Ok, posso andare con il brano La rivincita? E adesso mi veniva cicale, invece questa è la rivincita. La rivincita delle cicale. Delle cicale. La rivincita delle cicale, signore e signori, Roger. Che pensateci voi a non vedere la luce del sole, a preoccuparvi di avere un futuro al coperto il migliore? Formiche pensateci voi anche se oggi è consigliato vivere giorno per giorno, calmare lo stress col gelato. Io non voglio vivere per sempre dentro un formicaio. La mia vita è come un nome allegro sul vocabolario. Vuol dire vivere così per raccontare la rivincita delle cicale, vivere così e far cantare l'anima e poi fischiare. Ho scelto di unirmi a quel coro di chi non pensa alla caccia al tesoro e segue solo una strada, la voce che ha dentro di sé il bisogno di essere vivi e mettere da parte la delusione, creando una rete di intenti, uno scambio tra le persone. Estate, autunno, primavera, inverno, ma ce la faremo a portare tutti i nostri sogni dentro un giorno vero. Raccontare la rivincita delle cicale, vivere così per far cantare l'anima e poi fischiare, vivere così per raccontare la rivincita delle cicale, vivere così e far cantare l'anima. La vita è molto più semplice di quello che fanno credere, di quello che fanno credere. Sono stanco di ricordarmi sempre da minacce globali, da una guerra imminente, complicarmi la vita ancora di più, no, non serve 3000 schermi e la tecnologia che il mio cervello mi risucchia via. Voglio riprendermi la mia energia e vivere così, vivere così, vivere così e far cantare l'anima, l'anima. Oh! Anche la sirena, anche la sirena! Effetti speciali, effetti speciali, certo. stasera Salotto, avete visto, non ci siamo fatti mancare niente, anche la sirena al punto giusto, direi quasi tonata, Sì. proprio col fischietto, ha dato una mano, si è conclusa giusta. Prima abbiamo avuto l'effetto speciale Sì, delle ma luci sullo stacco, non so se avevi notato, Sì. c'era Fede Giornale, insomma, devo dire non ci facciamo mancare niente, però noi non lo diciamo mai, quanto spendiamo in realtà in queste cose qua, poi sì. alla fine ci lasciamo prendere. Va bene, sono effetti speciali che possono succedere anche così in un brano acustico, vedi poi Sì. l'intervento dell'elettronica cosa può sviluppare. Sì. Adesso questo hai detto era il brano up, diciamo, Il brano up. adesso che cosa ci Arriva la conclusione di questo mio intervento, di questo con- percorso di questo che c'è. percorso e ti ringrazio per avermi permesso di
di effettuarlo, come si dice? Effettuare, di percorrerlo, Sì, di compierlo. di compierlo. Vado l'italiano. No, ma figurati. Per fortuna che non scrivo canzoni. No, per il C'è la mia ragazza che mi corregge sempre sui verbi. Quindi. Vabbè. Comunque, il quarto brano è una traccia importante per me del disco 6 che si intitola Abitudine. Abitudine. È una canzone che invece introspettiva, diciamo. Introspettiva, sì, introspettiva. E qui le abitudini. L'abitudine. L'abitudine. Adesso vediamo qual è la tua abitudine, o meglio, sentiamo qual è Vediamo la tua la abitudine frase. o di quale abitudine Di cosa stiamo parlando. stiamo parlando? Vediamo, Sì. signori e signori, Roger. Tutte le volte che parlo a qualcuno, ma non mi lascio andare, perché ho paura di dire o di fare, magari di sbagliare. Tutte le volte che dico a mio padre che sono quel che sono, ma poi la sera davanti al mio specchio non vedo più nessuno. Tutte le volte che ho detto stavolta sarà la volta buona, e invece il mondo mi ha chiuso la porta e sto bussando ancora. Facendo quello che mi piace, facendo quello che mi va, che solo io potrei creare la mia vita, ma la mente è sempre più veloce nel mettere disordine, ed essere infelici è solo un abitudine. Oh, 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 oh. Tutte le volte che cerco risposte, concrete soluzioni, e invece a dirmi la strada più giusta ci sono le intuizioni. Tutte le volte in cui tutte le volte ho percepito amore, nei bei momenti che arrivano e basta, senza sapere come, facendo quello che mi piace, facendo quello che mi va, che solo io potrei creare la mia vita, ma la mente è sempre più veloce nel mettere disordine, ed essere infelici è solo un'abitudine. Stanotte posso fare pace con quello che non so di me, rischiare di sentirmi bene, avere tutto, e con lei che dorme nel mio letto, se domani sarà ancora qui, sarà perché felice e non per abitudine. Oh, 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 oh. Stanotte posso fare pace con quello che non so di me, rischiare di sentirmi bene, avere tutto, e con lei che dorme nel mio letto, se domani sarai ancora qui, sarà perché felice e non per abitudine. Grazie. E grazie. Roger, Grazie, non Mauro. per abitudine, grazie mille, grazie a te. Grazie.
Io ti ringrazio di essere intervenuto, ringrazio chiaramente anche tutti gli altri artisti che sono intervenuti Anche- questa sera, facciamogli un applauso Complimenti a tutti, anche a tutti quanti, a a Dale, Zed, a Fede Fede. John Laba e a Roger, alla parte tecnica questa sera Mattia Martino e da Bruxelles Danilo Samà. Per quanto ci riguarda ringraziamo tantissimo chiaramente il Lab e vi diamo appuntamento qui al prossimo martedì. Di solito c'è la sigla, ma stasera abbiamo detto che siamo orfani e quindi esatto, Siamo noi. e questa è una sigletta che ci regala Roger. ok. Alla prossima, buona Arrivederci. serata, bye bye. Arrivederci.